Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Lavoro per l'Eni Versalis, siglata un'intesa al Ministero dell'Industria per la salvaguardia dell'occupazione, ma la CGIL non firma. Finanziato inoltre con un investimento di 4 milioni il nuovo polo delle rinnovabili. Sorgerà entro 2 anni a Santa Croce Camerina, nel Ragusano. Gela aperte 2 inchieste sulla morte di Loris, il bambino di 9 anni investito da un'auto mentre andava in bici è deceduto dopo che era stato in un primo tempo dimesso. Una vicenda dolorosa che si aggiunge al caos nella sanità siciliana con migliaia di referti che non arrivano. Trapani, sequestrati dalla finanza beni per oltre 3 milioni all'autista di Messina Denaro, Giovanni Luppino, già condannato per complicità con il boss mafioso quando era latitante. Stop all'enorme mancetta in regione, quelle inserite nella finanziaria per dare un contentino ai deputati e garantirsi un voto favorevole e un percorso rapido della legge di bilancio. Una richiesta di chiarimenti da Roma rischia di bloccare tutto. A Catania nuove proteste per l'imbottigliamento quotidiano del traffico in via Santa Sofia, dove persino le ambulanze faticano a raggiungere il pronto soccorso del Policlinico. A Messina progetto pilota in alcuni grandi condomini per la separazione dei rifiuti raccolti in speciali contenitori smart. L'obiettivo è raggiungere la soglia dei 65% della differenziata. Agrigento si accende di musica e balli con la festa del mandorlo in fiore. I gruppi folk arrivati da tutto il mondo sfilano per le vie della città coinvolgendo il pubblico con spettacoli e animazioni. Calcio rigenerato dalla vittoria di Latina, il Catania punta il Messina. Per il derby Toscano ritrova Stoppa e spera di recuperare Dal Monte e Anastasio. Bentrovati, parliamo di lavoro. Il ministro Urso rassicura sul futuro di Eni Versalis, siglato un protocollo d'intesa per la salvaguardia dell'occupazione, ma la CGIL non firma. Inoltre è stato finanziato con un investimento di 4 milioni di euro un nuovo polo delle rinnovabili. Sorgerà entro 2 anni a Santa Croce Camerina. Luca Ciliberti. Le posizioni restano distanti, ma il protocollo d'intesa siglato ieri al Ministero dell'Industria e del Made in Italy fissa un principio: il mantenimento dei posti di lavoro del polo industriale Eni Versalis anche in Sicilia. Il governo punta a rilanciare l'industria della chimica italiana sul lato green e il ministro lo ritiene un settore strategico per il sistema industriale del paese, su cui Eni vuole investire 2 miliardi. C'è la garanzia che nei 2 siti siciliani verranno mantenuti gli attuali livelli occupazionali, 413 lavoratori a Priolo, 150 a Ragusa, ai quali si aggiungono quelli dell'indotto. Il piano prevede la chiusura degli impianti di etilene di Priolo e di polietilene di Ragusa e al loro posto sorgeranno una bioraffineria, un impianto per il riciclo chimico delle plastiche nel 2027 e a Ragusa un nuovo stabilimento green. Un piano che non convince solo la CGIL, che ha detto no alla dismissione della chimica di base in Italia. Soddisfazione espressa dalla regione siciliana. L'assessore all'economia Dagnino sottolinea importanti aperture sul fatto che l'investimento della società miri anche alla piena riqualificazione delle aziende collegate allo stabilimento. Per l'assessore all'attività produttive Edita Maio è un segnale fondamentale per la tutela dei lavoratori e per il futuro della chimica sull'isola. Non si capisce invece per la CGIL come la regione, a conclusione dell'incontro, si dichiari soddisfatta nonostante non ci siano state modifiche al testo. Il Mimit contestualmente ha concesso un finanziamento di 4 milioni di euro per la realizzazione di un innovation center e di un prototipo trasportabile per la produzione di idrogeno, entrambi parte della nuova Valle delle Rinnovabili che sorgerà nell'area industriale di Santa Croce Camerina in provincia di Ragusa entro 2 anni. Gela, la morte di Loris, il bambino di 9 anni investito da un'auto mentre andava in bici, dimesso e poi deceduto, è oggetto di 2 inchieste per possibili negligenze mediche. Il suo dramma purtroppo conferma il caos nella sanità siciliana con migliaia di referti in ritardo da Enna a Trapani. Gerri Italia.
Un incidente in bici, il ricovero, le dimissioni e poi un improvviso peggioramento. Era la sera del 29 gennaio quando Loris Rodoti, 9 anni, viene travolto da un'auto nel quartiere Sette Farine di Gela. Dopo il primo soccorso, il trasferimento a Catania e giorni di cure, il piccolo sembrava sulla via della guarigione. Loris torna a casa, accolto con gioia dal quartiere, ma quello che sembrava un lieto fine si trasforma pian piano in un incubo. Difficoltà respiratorie sempre più gravi, un nuovo ricovero d'urgenza a Palermo e infine il decesso. 2 procure a Palermo e a Gela adesso indagano per capire se il bambino poteva essere salvato. Perché è stato dimesso? Ci sono stati errori nella gestione medica, l'autopsia dovrà fare chiarezza. Ma il caso di Loris non è l'unico a sollevare interrogativi sulla sanità siciliana. A Trapani, Maria Cristina Gallo, insegnante di 56 anni, ha atteso per 8 mesi l'esito di un esame istologico dopo un intervento all'utero. Quando il referto è arrivato, la diagnosi era drammatica: tumore al 4° stadio con metastasi. Adesso la donna è costretta a curarsi a Milano. Anche su questo la magistratura vuole vederci chiaro. La procura di Marsala ha aperto un'indagine per accertare se il ritardo sia stato fatale. Nel frattempo emergono dati inquietanti. All'ASP di Trapani ci sarebbero quasi 3.000 esami istologici in attesa di referto. Il Ministero della Salute ha chiesto spiegazioni. 2 storie diverse, un'unica emergenza: la sanità siciliana tra carenze, ritardi e possibili negligenze. La giustizia indaga, ma quante vite sono ancora a rischio? Trapani, sequestrati dalla finanza beni per oltre 3 milioni all'autista di Messina Denaro. L'uomo, Giovanni Luppino, è già stato condannato a 9 anni e 2 mesi e in carcere sono finiti anche i 2 figli. Con il padre avrebbero condiviso informazioni per gestire la latitanza del boss a Campobello di Mazara. Laura Spanò. Prima l'arresto con il boss Matteo Messina Denaro, al quale faceva da autista, poi il carcere, la condanna a 9 anni e 2 mesi, l'arresto dei 2 figli, Antonino e Vincenzo. Ora nei confronti dell'imprenditore agricolo Giovanni Luppino e dei figli, tutti di Campobello di Mazara, arriva il provvedimento di sequestro di beni, valore 3 milioni di euro. A disporlo la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani, che ha accolto la richiesta della DDA di Palermo. Le indagini patrimoniali si basano sul lavoro dei finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, che ha ricostruito il profilo patrimoniale di Luppino e del suo nucleo familiare. Sotto sequestro finiscono 2 società a Campobello che si occupano di produzione di olio e commercializzazione di frutta e ortaggi, 7 immobili fra appartamenti e terreni a Campobello e Castelvetrano, 3 rapporti bancari, un autoveicolo. Mi ha detto che stava morendo e l'ho aiutato per ragioni umanitarie, disse Luppino, provando a scrollarsi di dosso la pesante accusa di essere contiguo al boss, e negò di conoscere i componenti della famiglia Bonafede, a cominciare da Laura Bonafede, amante del padrino. La procura però gli contestò che la donna, assieme al marito ergastolano Salvatore Gentile, aveva battezzato i suoi 2 figli. I 2 fratelli dal 2018 al 2022 hanno abitato a pochi metri dal penultimo covo del padrino a Campobello. Entrambi avrebbero condiviso con il padre informazioni cruciali per la gestione della latitanza del boss. Nel 2017 e 2018, secondo la ricostruzione dei finanzieri, dai conti correnti di Antonino Luppino poi sono stati effettuati in favore di Laura Bonafede bonifici per un importo complessivo di 81.623 euro non giustificati da fattura. Lo stretto di Messina si conferma snodo strategico per il traffico di droga. In 2 distinte operazioni la Guardia di Finanza ha sequestrato 2 kg di cocaina e quasi 40 di hashish, 3 le persone arrestate. In un'auto proveniente dalla Calabria, eccola, erano stati nascosti diversi panetti di cocaina. Contemporaneamente nella Rada San Francesco i finanzieri hanno sequestrato altri 33 kg di hashish. Erano in un trolley di proprietà di un uomo originario del Marocco che viaggiava su un pullman di linea e la droga era cosparsa di caffè per camuffarne l'odore. Altre operazioni antidroga a Palermo: i carabinieri hanno arrestato 10 persone, gestivano una piazza di spaccio allo Sperone nel quartiere Brancaccio, giro d'affari giornaliero 8.000 euro. La droga era nascosta in contenitori d'alluminio che con le calamite venivano attaccate sotto le vetture o nelle ringhiere, sempre a Palermo. Poi è stato fermato uno spacciatore in monopattino che ha fatto resistenza all'arresto e ha preso a calci e pugni i poliziotti. A Catania, oltre mezzo chilo di droga tra marijuana, hashish ed ecstasy è stato sequestrato dalla polizia a 2 stranieri, un cubano e un tunisino. A Vittoria le drammatiche immagini della videosorveglianza immortalano i momenti chiave della sparatoria avvenuta domenica notte e inchiodano un 30enne ora in carcere.
Sembra un film drammatico, ma è tutta verità purtroppo. Veronica Barbarino. A bordo di una Fiat Panda è arrivato sotto casa del giovane e dopo averlo fatto avvicinare al finestrino dell'auto gli ha sparato un primo colpo di pistola al braccio. Il ferito ha cercato di fuggire, ma il conducente, sceso dall'auto, l'ha rincorso esplodendo altri colpi. Le immagini di videosorveglianza immortalano, come in un film, i momenti chiave della sparatoria avvenuta domenica notte a Vittoria. La vittima cade a terra, si rialza e cerca ancora una via di fuga tra le urla delle donne. Immagini che hanno contribuito a risalire all'autore, un 30enne vittoriese arrestato poco dopo dai carabinieri. Dovrà rispondere di tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione, oltre a ricettazione e porto abusivo d'arma. Una pistola a salve, opportunamente modificata per sparare. Il ferito ha riportato una frattura all'omero sinistro, ma non è in pericolo di vita. Palermo, stop alle norme cosiddette mancetta, quelle cioè inserite in finanziaria per dare un contentino a deputati e garantirsi un voto favorevole e un percorso rapido per la finanziaria regionale. E così è arrivata una richiesta di chiarimenti da Roma che rischia di bloccare tutto. Maglio Viola. Aria di bufera sulla finanziaria regionale siciliana dopo che ieri è giunta all'ARS, all'assessorato all'economia e alla presidenza della regione una lettera con la quale il Ministero dell'Economia chiede chiarimenti su contributi per circa 50 milioni di euro stabiliti per legge a fine dicembre. Il Ministero chiede quale sia il criterio adottato e paventa una impugnativa per violazione del principio di parità fra cittadini stabilito in Costituzione. Un'iniziativa senza precedenti, visto che fin dai tempi della tabella H mai era stata promossa una simile eventualità di impugnativa sulle leggi siciliane. Ma la Regione ha difficoltà a rispondere alla richiesta di chiarimenti, visto che si tratta di contributi decisi nell'ambito di quella che è stata chiamata la legge delle mancette. Per garantire un percorso celere e senza intoppi alla finanziaria, infatti il Governo ha messo a disposizione circa 1 milione di euro per ogni deputato da spendere su indicazione dei parlamentari. Ne è venuto fuori un interminabile elenco di piccoli interventi che vanno dalle feste di carnevale alle sagre di paese fino alle manifestazioni sportive, dal restauro di chiese e campanili al rifacimento di vie e piazze, dall'abbellimento dei borghi che concorrono ai concorsi italiani di bellezza al ripristino delle facciate di conventi e parrocchie. Il rischio che questi contributi vengano cassati è alto, così come è alto il rischio che senza le norme mancetta nella prossima finanziaria non fili tutto così liscio in aula come è andato a dicembre scorso. L'iniziativa ministeriale inoltre segna una ripresa del possibile contenzioso Stato-Regione. Il 2022 era stato l'anno nero in questo senso, con il 64% delle leggi regionali impugnate. Con l'arrivo di Schifani nel 2023 si era scesi solo all'11%, ma dall'anno scorso il trend è di nuovo in salita, con un 2024 che ha visto impugnare 5 leggi per un totale del 20%. Vigili del fuoco in stato di agitazione, carenza di organico, poche assunzioni, rari incentivi per i nuclei specialistici come i sommozzatori e i navali, tutela sanitaria per chi ogni giorno rischia la vita. Sono le risposte che aspettano dalle amministrazioni i vigili del fuoco. Se mancherà una risposta soddisfacente il comparto si farà sentire, dichiara Carmelo Barbagallo, che avete appena visto, segretario nazionale del sindacato di categoria, che ha proclamato lo stato di agitazione nazionale. A Catania stamattina i funerali di Simone D'Arrigo, il ragazzo di 16 anni morto tragicamente dopo la caduta dal lucernario del centro commerciale Etnapolis di Belpasso. Una bara bianca, lacrime, eccola qui, applausi e tantissimi palloncini bianchi che sono volati in cielo insieme a un rosario fatto sempre con questi palloncini che vedete. Nella chiesa San Luigi di Viale Mario Rapisardi, ecco il rosario, gli amici di Simone, i parenti, i compagni di classe che indossavano magliette con la sua foto e con frasi a lui dedicate, hanno dato l'ultimo straziante saluto a Simone. Intanto va avanti l'inchiesta che dovrà accertare la dinamica della sciagura. Ancora a Catania, arrabbiati e imbottigliati. Tiene banco l'insostenibile caos di via Santa Sofia, dove persino le ambulanze faticano a raggiungere il pronto soccorso del Policlinico e gli addetti ai lavori dicono qui si rischia la vita. Tonino De Mana.
Le ambulanze bloccate nel traffico di via Santa Sofia, minuti e minuti in coda per arrivare al policlinico. Raggiungerlo è quasi una missione impossibile per buona pace di chi su quel mezzo di soccorso lotta per la vita e dove anche un minuto può rivelarsi fondamentale. Ed invece da anni non si riesce a venire a capo di un problema di ordine pubblico che mette a repentaglio la salute dei cittadini e contestualmente il sistema nervoso di chi per lavoro o per necessità si dirige in ospedale o alla cittadella universitaria. Il sindaco potrebbe fare qualcosa in merito a questa difficoltà che esiste in un punto nevralgico e molto importante, perché si parla di salute delle persone. Sul banco degli imputati l'amministrazione comunale a puntare il dito uno degli addetti ai lavori, il medico Alessandro Belvedere. Un'ambulanza che a 20 metri dalla sbarra si è bloccata per 2 minuti con un codice rosso. Se fosse successo la tragedia di San Giovanni Calermo all'ora di pranzo, qua potrebbe atterrare solo la di soccorso, come dovrebbero arrivare decine di ambulanze. E poi ci sono loro, i soccorritori, che a sirene spiegate cercano di farsi largo, ma che il più delle volte restano imbottigliati. Sull'ambulanza ovviamente abbiamo persone che stanno male, ci possono essere anche casi di una certa gravità e quindi ogni minuto, ogni secondo è prezioso. Prima si arriva al pronto soccorso, sotto le cure dei medici e meglio è. Fare multe alle auto in divieto di sosta non basta o serve a poco. Il problema è il solito imbuto all'altezza del parcheggio a monte del policlinico, dove tutti sanno, ma nessuno interviene. Un motociclista è morto ieri sera a Catania in un incidente stradale in via Zia Lisa, provocato da un furgone che ha effettuato un'inversione di marcia. Lo scooter sul quale il giovane viaggiava si è schiantato sul mezzo che stava occupando la carreggiata. I 2 veicoli sono stati sequestrati. Sempre a Catania, gravissima la condizione dei senza tetto. La denuncia è delle associazioni che chiedono dormitori in centro per accogliere anche le famiglie degli sfrattati. Giusy Lazzara. Si accampano sotto i portici, le coperte restano abbandonate, i giacigli sono ai bordi delle strade. A Catania i senza fissa dimora sono poco più di 100, lo ha censito lo stesso comune, impegnato in un programma europeo in collaborazione con l'università. Per loro non ci sono dormitori. La condizione dei senza tetto è gravissima. A lanciare l'allarme una rete di 15 associazioni, dall'Arci alla rete La Ragnatela fino a trame di quartiere. Tutte chiedono strutture in centro città. L'unico dormitorio pubblico in via Filippo Eredia è stato trasformato per accogliere anche gli sfrattati e gli sfollati della fuga di gas a Trappeto Nord. I posti sono stati ridotti da 80 a 50 e gli orari ristretti da tutta la giornata alla notte, dalle 19 alle 7 del mattino. Se una donna con figli, una famiglia, viene colpita da sfratto senza con uno sfratto esecutivo, quindi non hanno dove portare la residenza, non hanno dove andare a portare le masserizie. C'è poi il privato sociale tra parrocchie e enti laici, ma i posti non bastano. Purtroppo il Comune ad oggi non ci ha convocato. Noi insistiamo con le nostre richieste, in particolare chiediamo che vengano realizzati almeno 2 dormitori pubblici, uno per gli uomini, uno per le donne, anche in presenza di figli minori, e per questo riteniamo che l'ex ospedale Ferrarotto potrebbe essere utile perché ha locali che sono comunque al centro e che sono in discrete condizioni. La prefettura per adesso è l'unica che ha ricevuto le associazioni, che non si fermeranno e sono pronte a coinvolgere anche i consiglieri comunali e le forze politiche che fino adesso sono stati assenti. Rifiuti, grandi problemi delle città. A Messina c'è un progetto pilota in alcuni grandi condomini per lo smistamento della spazzatura lasciata in speciali contenitori smart. Saranno acquistati grazie al nuovo finanziamento e l'obiettivo è raggiungere il 65%, pensate, della differenziata. Francesco Triolo. Contenitori smart per differenziare i rifiuti. Messina si conferma all'avanguardia nella raccolta dei rifiuti, adesso fa ancora un passo avanti verso una gestione più efficiente e sostenibile dei rifiuti all'interno di alcuni condomini. Questo grazie all'approvazione di un finanziamento per l'acquisto di contenitori informatizzati per la raccolta differenziata domestica. Agli utenti verrà consegnata una scheda smart dotata di riconoscimento utente e il dispositivo di raccolta sarà in grado di controllare i rifiuti conferiti e gestire i dati tramite la
piattaforma tecnologica. L'obiettivo è migliorare la qualità e l'efficacia della raccolta differenziata nei grandi condomini della città, dove verrà avviata come progetto pilota. Per creare un sistema di qualità, non solo di quantità rispetto al rifiuto che, se ben differenziato, può sicuramente farci balzare al 65% e oltre, quindi il tema non è solo della percentuale ma anche della modalità di raccolta. È un investimento importante, se funziona come io mi auguro potrebbe essere replicato in altri contesti, ma intanto partiamo per migliorare quello che c'è. Si punta anche a contrastare gli errori di conferimento e ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati, problematica particolarmente diffusa nelle aree condominiali, dove spesso si generano situazioni di degrado con vere e proprie discariche interne. L'intervento rientra nelle politiche di transizione ecologica e smart city che Messina sta portando avanti, con l'obiettivo di ridurre anche la tassa per i cittadini. Nel 2024 la Tari è diminuita del 33%, l'unica città italiana che ha ridotto il pagamento della spazzatura, migliorandone il servizio e aumentando addirittura la percentuale differenziata. Beh, potrebbe essere un esempio per altre città che hanno il grande problema della sporcizia e delle discariche abbandonate in giro qua e là. Cambiamo argomento. A Trappeto, nel Palermitano, i big del taekwondo internazionale, presente anche il campione paralimpico Antonino Bossolo, che annuncia disciplina in grande crescita in Sicilia. Marco Cullà. Oltre 3.000 atleti in Sicilia praticano il taekwondo, che si va diffondendo sempre di più tra i giovani e anche tra le donne. Per chi non lo conoscesse, il taekwondo è un'arte marziale coreana, è uno sport da combattimento a contatto pieno, nato fra gli anni 1940 e 1950. Nella provincia di Palermo sono circa 1.800 gli atleti tesserati, una crescita merito dei successi azzurri conquistati a livello mondiale, come il bronzo alle ultime Paralimpiadi di Parigi del palermitano Antonino Bossolo, presente in una manifestazione che si svolta a Trappeto, nel Palermitano. Sono stato la prima medaglia italiana per il primo settore, il Pro Taekwondo, e mi ha permesso, sì, oltre ad avere un orgoglio personale, anche ha aiutato a diffondere ancora di più questo settore. Infatti ci sono molti ragazzini, anche nel settore femminile, si stanno diffondendo a fare la stessa strada che ho fatto io quando ho cominciato, quindi ci sono delle buone aspettative e speriamo bene. Non solo calcio, tennis e basket, in Sicilia le arti marziali raggiungono numeri decisamente importanti. Oggi sono qui con piacere in Sicilia, dove è stato sempre un serbatoio di atleti bravi e che ce ne sono ancora, e che fa sì che questo porti il taekwondo italiano all'estero e al raggiungimento di grandissimi traguardi. Il taekwondo affina anche la difesa personale. Nel 1989 è divenuto l'arte marziale più popolare al mondo in termini di praticanti. Beh, complimenti davvero. Adesso passiamo ad altro. Agrigento si accende di musica e balli con la festa del mandorlo in fiore. I gruppi folk arrivati da tutto il mondo sfilano per le vie della città, coinvolgendo il pubblico con animazioni e spettacoli. Davide Sardo. Colori, musica e tradizione, la festa del mandorlo in fiore entra nel vivo, trasformando Agrigento in un palcoscenico internazionale. È il primo evento di Agrigento capitale della cultura e quindi ci proponiamo alla città come la manifestazione di punta di tutto l'anno. I gruppi folk arrivati da tutto il mondo sfilano tra le vie principali della città, coinvolgendo il pubblico con balli e spettacoli. Noi siamo della Georgia, Tbilisi, siamo molto contenti di stare qui. Quello che chiediamo è la pace del mondo. A Piazza Cavour esibizioni spettacolari davanti ad una folla entusiasta, mentre il Viale della Vittoria si riempie di suoni e danze. In serata, ai piedi del Tempio della Concordia, l'atteso rito dell'accensione del Triplo dell'Amicizia darà ufficialmente il via al 67° Festival Internazionale del Folklore, simbolo di pace e fratellanza tra i popoli.
Bene, benissimo, adesso fa il momento della nostra pausa, subito dopo il Catania che prepara il derby di domenica con il Messina. State con noi. Dopo la vittoria di Latina, il Catania adesso prepara il derby di Messina senza l'incombenza del turno infrasettimanale saltato per la posizione della Turris. Toscano recupera Stoppa e confida di avere nuovamente a disposizione Dal Monte e Anastasio. Francesco Triolo. Una settimana intera di lavoro per preparare un derby sentito, anche importante. Il Catania da oggi mette nel mirino la partita di domenica sera al Franco Scoglio di Messina, dove si troverà di fronte un avversario in piena lotta per la sopravvivenza, in campo e fuori. E così occorre preparare anche la gara, sia dal punto di vista tecnico che da quello dell'atteggiamento. Toscano, da ex allenatore anche della Regina, conosce il senso della rivalità sullo stretto. Il tecnico rosso-azzurro dovrà sciogliere sostanzialmente due dubbi in questa settimana, quelli della condizione fisica di Dal Monte e Anastasio, perché entrambi potrebbero tornare utili alla causa nella sfida contro il Messina, dove tornerà a disposizione anche Stoppa dopo la squalifica, e sono tre pedine che potrebbero cambiare molto nel volto del Catania, nonostante la bella prestazione di sabato scorso a Latina. Una ipotesi è quella di rivedere in campo Stoppa e Jimenez insieme dietro la punta. Su entrambi, che hanno il contratto in scadenza nel 2026, il Catania sta lavorando per blindarli, proponendo un prolungamento. Se dovessero giocare tutti e due, a perdere il posto sarebbe Luperini, l'unico che non ha dato quelle risposte che l'allenatore chiedeva nell'ultima trasferta, condizionato probabilmente anche da un ruolo che non è proprio cucito addosso alle sue caratteristiche. Per l'attacco Montalto o De Paoli, e la scelta potrebbe ricadere ancora sul primo. Da verificare anche la posizione di Lunetta, uno di quelli più in forma, quello che a Latina ha spaccato la partita. Dove impiegarlo dipenderà dalle condizioni proprio di Anastasio. Siamo arrivati alla conclusione, grazie e buon pomeriggio.